Il problema c'è, è un problema reale e grosso, però è altrettanto vero che oggi non possiamo raccontare bugie, la soluzione delle targhe alterne non è una soluzione. La verità scomoda sull'inquinamento, sostiene il governatore veneto Luca Zaia, che non ci sono soluzioni a breve termine, a parte pioggia e neve che finalmente sono cominciate a cadere in questi giorni. Diciamocelo con serietà e chiaramente, tutti gli anni accade questo, accade che si aspetta la pioggia, quest'anno è arrivata e sta arrivando con più ritardo, ma arriverà e come al solito spazzerà le polveri sottili e anche le polemiche. Il solo modo di affrontare in maniera seria il problema, ammonisce Zaia, è ragionare sul lungo periodo con politiche strutturali importanti. Nell'immediato noi dobbiamo dire che le soluzioni reali non ce ne sono, piuttosto dovremmo auspicare che a livello nazionale si prendano delle decisioni forti circa le fonti rinnovabili di energia e che si utilizzi un'energia sempre più pulita. La Germania, ricorda il governatore, ha fissato in vista del 2020 il fabbisogno energetico nel 65% da fonti pulite. Sarebbe una bella sfida arrivare a produrre dai tetti 1 milione di kilowatt e noi nella legge sul consumo di suolo siamo andati in questa direzione. Il governo italiano invece non ha mai finanziato direttamente chi produce energie pulite perché questo finanziamento lo pagano i contribuenti nelle bollette. Quanto ai pane vin, che qualcuno vorrebbe vietare o limitare nelle dimensioni, per il governatore è sbagliato puntare il dito. Io quest'anno ne accenderò 5, annuncia, chiudendo con quello di Arcade, che è il più grande. A me ormai sembra un cerimoniale di corte, me lo lasci dire. Tutti gli anni in questo periodo la polemica sui pane vin, sull'altezza, sulla grossezza, su quanto distante devi starci. Si bruceranno i pane vin come al solito la notte dell'Epifania, il giorno dopo ci sarà un'altra polemica.